Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 590.000 euro in contanti trovati durante la perquisizione tangenti per facilitare le pratiche automobilistiche di alcune agenzie di servizi. Così un funzionario della motorizzazione di Palermo è stato messo agli arresti domiciliari a seguito delle accuse di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Le telecamere della polizia lo hanno ripreso mentre contava in casa il denaro delle tangenti ricevute. Luigi Costa è stato arrestato insieme ad altre 21 persone. La polizia statale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato circa 100 kg di novellame di sarda durante un servizio di controllo lungo la A20. Il novellame è importante per il ripopolamento della fauna ittica in mare e la sua pesca è consentita soltanto con particolari tecniche e in determinati periodi dell'anno. L'ASP ha verificato la mancanza di qualsiasi documentazione idonea a certificarne l'origine e la provenienza. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni in flagranza di reato per detenzione di droga e armi illegali con l'intento di spacciarle. L'indagine sull'attività criminale nel quartiere San Cristoforo a Catania ha permesso di sequestrare armi e droghe che sono state rinvenute con l'ausilio dei vigili del fuoco all'interno di un pozzo. A Sciacca, in via Campania, una donna si è spacciata per un'ex alunna e ha chiesto di entrare in casa di un insegnante in pensione. La 78enne è stata ingannata e poco dopo la visita della presunta ex studentessa ha notato che la donna camminava in fretta con un'altra persona. Sospettando qualcosa di strano, l'insegnante ha controllato la sua casa e ha scoperto che numerosi monili in oro dal valore di circa 5.000 euro e 1.000 euro in contanti erano stati rubati dalla sua camera da letto. Subito dopo il furto la pensionata ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno avviato le indagini per identificare le due donne. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.